Usciamo il Cristo lungo dalla chiesa di Sant'Agata e viene inalberato nella via Guglielmo Siracusa e viene portato in processione fino al Duomo di Santa Maria Assunta. In piazza Duomo avvengono le manovre di discesa e viene posizionato quasi orizzontalmente e portato all'interno del Duomo di Santa Maria Assunta. Per iniziare siamo 11 forcinari per essere corretti con la macchina della processionale, 11 forcinari con 16 buttatori, portatori di vara. Allora veniva tramandato da padre e figlio, oggi invece può far parte di questo gruppo chi vuole. Un'immagine di cartapreste del 600, viene custodita in questa chiesa e ogni anno il mercoledì santo per Pasqua e il venerdì va in processione da questa chiesa alla chiesa madre. Poi il 23 e il 25 agosto si ripete sempre questa processione, da qua sempre alla chiesa madre. Quanto è lungo il Cristo? Il Cristo montato sul legno è circa 14 metri. Ci parli un po' della storia di questa festa del Cristo lungo? Beh, insomma, non ci sono notizie ben precise, però da un quadro del 600 che rappresentava il battesimo di San Silvestro che è il patrono di Castroreale, da una piantina usciva fuori, dalla piantina di questo quadro dove c'era Castroreale usciva fuori una croce, e quindi si suppone che nel 600 già il Cristo si portava in processione in questa maniera, cioè nell'altezza di 13 metri. Poi logicamente non so se si sono perse le tracce, non si sanno con precisione la situazione, fino a quando nel 1854 per il venerdì santo si portava sempre in processione, per il 25 agosto si portò, in quanto a Castroreale era stata una famiglia di Messina, aveva portato il colera, e allora per debellare il colera dal paese si portò in processione il Cristo. È arrivato in prossimità della casa della signora Vadalà, che si trovava, allora il marito era un funzionario a Castroreale,
la signora che era arrivata da Messina, che stava malissimo, a un certo punto il marito, che si trovava alla finestra a guardare e a implorare il Cristo per la guarigione della moglie, si sentì chiamare dalla moglie e da quel momento si gridò al miracolo. Vediamo che il Cristo ha dei capelli. Sì, i capelli sono il dono che le giovani si lasciano crescere e poi quando li tagliano li donano a Cristo.